Sammy era la nostra voce fuori dal coro, era o come diceva lui fuori dal comune, perché noi qui siamo a Marostica e lui a Tezze, quindi era fuori dal comune. Da noi partecipava inizialmente con delle rubriche serie di qualsiasi argomento che i nostri ascoltatori richiedevano, che potevano essere l'Area 51, il Triangolo delle Bermuda. Poi ha detto una volta: sono troppo serie queste cose qua, facciamo qualcosa di più cacciarone. E al lunedì partecipava telefonicamente, noi lo chiamavamo per qualsiasi cosa, ma qualsiasi cosa vuol dire: perché la pioggia è bagnata, chiamiamo Sammy. E lui rispondeva. Questo era Sammy. Un Sammy basso ironico, soprattutto autoironico, spiritoso, pieno di inventiva, un pozzo di idee gioiose. E questo è il ricordo che ha del giovane biologo scomparso sabato sera Nicola Battocchio, Bat, di Radio Voice, con cui collaborava il ricercatore. Già il nome della rubrica che curava Sammy era un programma. Siamo caduti in basso, scelto da lui ovviamente, perché lui è basso di cognome. A lunedì invece interagiva con tanto di base musicale di Quark, perché per noi lui era lo scienziato Sammy, e rispondeva a qualsiasi domanda. Lui rendeva facile a qualsiasi ascoltatore quello che magari poteva sembrare difficile. E questa è la facilità di comunicare di Sammy. Tu lo conosci un minuto, ti sembra di conoscerlo da una vita. E lo conoscerai per una vita, perché Sammy non c'è più. Non è vero, Sammy è qua da me, qua da lui, sui microfoni, sulle nostre corde vocali, c'è sempre. Quindi Sammy non sparirà mai. La sua scomparsa pesa immensamente. Perdere Sammy cosa ha significato? Perdi la luce. Io, frasi retoriche di dire mi ha insegnato questo, ho capito questo, no. Io ringrazio mamma Laura e papà Amerigo perché hanno dato alla luce la luce. Questo per me è Sammy. Lascia un vuoto enorme, soprattutto perché è scomparso all'improvviso. E tra l'altro mi diceva fuori dal microfono che voi parlavate spesso anche proprio della morte, nello specifico della sua morte. Sì, una volta, tra le tante cose che diceva Sammy, una volta gli ho chiesto: ma non hai paura? No, quello che ho fatto di qua, lo faccio di là.